Oggi mi trovo qui con Diego e Riccardo della Geogreen, due dei massimi esperti dei prati. Volevo chiedere a loro una cosa, ma non so se sapranno rispondermi. Allora, io devo fare il giardino a casa mia e non ho il pozzo. Vorrei farlo con l'acqua dell'acquedotto. Mi conviene, non mi conviene? Dovrò mettermi lì a fare dei conti, ma dalla vostra esperienza ad oggi conviene fare un pozzo? Si può fare? Posso irrigare con l'acquedotto e comunque mi diventa economico nel tempo? Qual è la via maestra su questo? Lo chiedo a tutte e due e vediamo cosa mi dicono. Comunque, tutto dipende dalla dimensione del giardino. L'acqua che serve per il prato non è tantissima. Io ho esperienze con giardini non troppo grandi irrigati con l'acquedotto che non sono un salasso. Il problema nasce quando alcuni comuni obbligano a non utilizzare acqua. Ci sono stati degli anni passati in cui c'è stata crisi idrica e quindi alcuni comuni hanno imposto, hanno vietato di utilizzare l'acqua per irrigare. Lì nasce un po' il problema. Riguardano in base alla dimensione, perché un pozzo fatto bene e denunciato e tutto non è che non costa dei soldi e si deve fare domanda al genio civile, sì. Deve essere autorizzato e quindi non è che sia... Bisogna vedere a che profondità e l'acqua buona mediamente si trova anche a 100 metri di profondità, quindi è un pozzo artesiano che costa parecchi soldi. Quindi calcoli, cioè non è facile farli su due piedi. Se il giardino è piccolo io consiglio l'acquedotto, non sporca, l'acqua va utilizzata bene e alzando di 1 centimetro l'altezza di taglio il nostro prato riuscirà ad andare in più in profondità a cercare l'acqua, quindi usare bene acqua in maniera corretta, insomma, e irrigazioni poco frequenti, abbondanti e poco frequenti. Confermo quello che ha detto Diego, la discriminante tra le due scelte che ha chiesto Maurizio è proprio la dimensione del giardino. Siccome oggi la gran parte dei nuovi giardini di villette a schiera, di piccole realizzazioni sono veramente di qualche decina o qualche al massimo centinaio di metri quadrati, secondo me non ha senso in quelle condizioni pensare a un pozzo, non ha senso. Quindi ci si rivolge all'acqua dell'acquedotto, razionalizzandola, studiandola bene, facendosi consigliare, leggendo come, quanto e quando irrigare. Sopra i 1000, 2000, 3000 metri di giardino, allora stiamo parlando già di piccoli parchi, evidentemente non si può pensare all'acqua dell'acquedotto e bisogna lavorare con la realizzazione di un pozzo. Bene, allora siete stati molto chiari ed esaurienti e a questo punto buona irrigazione. Ciao a tutti!